odioso, diciamo. Sì, un reato odioso anche perché le vittime erano tutte le cosiddette facenti parte delle fasce deboli, cioè persone anziane o persone con problemi fisici. Chiaramente tutto nasce da delle lamentele che queste persone hanno fatto presso la stazione Carabinieri di Canal San Bovo. Questo è il frutto anche di un'attività informativa intensa che l'Arma dei Carabinieri ha fatto mai da tempo a livello preventivo con diffusione di Deplian e con conferenze appunto per riuscire a far capire alla gente di prevenire questo tipo di reato, questa tipologia di reato. Qui parliamo di un reato molto antipatico anche perché presi singolarmente sarebbero state delle singole insolvenze fatte ai danni di persone che credevano fosse nella soluzione dei loro problemi. Invece in realtà poi chi ha investigato è stato molto bravo perché è riuscito a mettere assieme come un puzzle di dimostrare questa attività ben architettata che il soggetto aveva fatto colpendo più province, partendo appunto dalla Valle di Primiero, spingendosi poi in provincia di Belluno, Vicenza, arrivando fino a Venezia. Tant'è che la competenza territoriale come procura va proprio sotto Venezia perché i bonifici venivano fatti presso una banca di Venezia. Diciamo che l'attività ha posto fine a un numero veramente impressionante di truffe perché siamo riusciti a dimostrare che non erano più insolvenze ma erano vere e proprie truffe che sicuramente raggiungeremo i 200, ma siamo convinti che dal volume del materiale raccolto durante la perquisizione all'atto del suo arresto arriveremo a numeri molto superiori e sicuramente anche la cifra che siamo riusciti a documentare fino adesso di 500.000 euro aumenterà anche quella. Come operava il truffatore? Il truffatore praticamente si avvicinava alla sua clientela tramite gli elenchi telefonici, perché ormai sappiamo che sugli elenchi telefonici sono presenti soprattutto le persone anziane. Le avvicinavano delle promesse, soprattutto sapeva addirittura che queste persone venivano catalogate in base alle loro problematiche fisiche, quindi le avvicinava promettendogli la risoluzione dei loro problemi, soprattutto per quanto riguarda i bagni, quindi con docce particolari, con vasche da bagno, con accessori particolari. E chiaramente questi vedevano con pochi soldi la risoluzione dei loro problemi, quindi una vita più facile per loro. Quindi si facevano convincere e versavano subito questo primo acconto. Chiaramente poi i lavori non venivano effettuati e quindi le persone ignare, cioè, rimanevano praticamente in questa attesa ingiustificata e quindi da qui parte tutta l'attività perché hanno capito di rivolgersi ai carabinieri per chiedere dei chiarimenti. Grazie capitano.